Benvenuti a una puntata particolare di Trieste d'Arte, nel senso che la mandiamo in onda dal nostro studio con immagini esterne realizzate da Guido Indri. Siamo in compagnia della dottoressa Claudia Colecchia, che è la responsabile della biblioteca e della fototeca dei Civici Musei di Storia d'Arte. Ringrazio per essere tornata nei nostri studi. Grazie per parlare di questa mostra che si può visitare fino all'8 di dicembre alla sala, quella è la Sala Selva? Alla Sala Selva di Palazzo Gobcevic. Di Palazzo Gobcevic. La mostra si intitola Vola Colomba, Lunario Triestino 1954 ed è una delle due mostre che il Comune ha allestito in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. L'altra mostra è allestita al Museo d'Enriquez e si chiama Cronache Triestine 1945-1954. Intanto, dottoressa, spieghiamo esattamente che cos'è la fototeca. La fototeca è lo scrigno della memoria visiva dei Civici Musei di Storia d'Arte. Consta di circa 3 milioni di fotografie che documentano la storia della città, ma non solo, quindi dalla nascita della fotografia, dal 1839-40 circa, sino al giorno d'oggi. E quindi in questo archivio così significativo non poteva mancare la traccia della memoria degli eventi del 53 e del 54. Come si può contribuire alla fototeca? Non so, per esempio una persona che ha delle immagini che magari ritiene particolarmente significative può contattarvi e metterle a disposizione in qualche modo. Come funziona? Sì, assolutamente. Può scrivere al nostro indirizzo cmsafototeca@comune.trieste.it e proporre la propria collezione. Ovviamente terremo conto della congruità con le nostre raccolte e si tratta di donazioni che sono assolutamente continue e frequenti, che siamo ben felici di accogliere. Le foto le catalogate in un certo modo, nel senso, quali sono i riferimenti magari, vabbè, queste magari sono cose che servono a voi per il lavoro, ma per curiosità proprio, come le catalogate? Sì, nel nostro catalogo online, che è disponibile andando sul sito della fototeca, si può cliccare al link del catalogo che presenta non solo beni fotografici ma anche opere d'arte, stampe, reperti archeologici. Sono descritte le fotografie che seguono gli standard ministeriali, quindi c'è un titolo che può essere un titolo dato dall'autore stesso della fotografia o al contrario attribuito da noi, una soggettazione perché cerchiamo di riconoscere i luoghi e i personaggi che sono presenti, rappresentati nella fotografia, c'è sempre il legame con l'autore e poi inseriamo anche la digitalizzazione delle immagini, che quindi sono già fruibili, godibili anche dal catalogo online. Intanto state appunto vedendo alcune immagini relative alle immagini presenti in mostra e anche alla mostra stessa. Allora, il criterio, mi corregga se sbaglio, che è stato seguito per questa mostra è appunto quello di raccontare non solo il 26 ottobre del 54, ma proprio tutto l'anno, insomma, no? Sì, il titolo della mostra è Lunario Triestino perché abbiamo pensato di raccontare il periodo che va dall'ottobre 1953 sino al dicembre 1954 in un modo molto lineare. Noi stessi nella nostra vita privata talvolta ci rendiamo conto che rischiamo di sovrapporre gli eventi, di non riordinarli in modo corretto e quindi attraverso la fotografia proponiamo un diario visivo di quel periodo storico che ci consente di raccontare sicuramente i momenti tragici, ma anche la vita quotidiana, la vita culturale che in questo periodo storico è particolarmente attiva, dal cinema al teatro ai circoli che certamente non mancano a Trieste.
E poi ovviamente i drammi, il dramma dell'esodo, il dramma di coloro che emigrano verso terre lontane che non rivedranno più la terra natia, sino ai giorni effervescenti dell'ottobre 1954 e del novembre. Ci sono delle foto anche abbastanza iconiche, no? In quel periodo. Ed è, ecco, per esempio, vabbè, qua neanche farla apposta, c'è la parte dedicata allo spettacolo. Abbiamo visto Sofia Loren, credo, forse Lauretta Masiero, se non ho colto male. Sì. Questa chi è? Questa sembra una americana, adesso non mi ricordo. Vabbè. Ecco, beh, questa è anche abbastanza... Maria Callas. Maria Callas, a dire anche un dato sul quale noi non facciamo, non riflettiamo, nel senso che il 54 è stato appunto un anno molto, molto particolare, per certi aspetti difficile per la città, però chissà perché noi supponiamo che fosse un anno triste, nel senso fosse un periodo, tutto quello che va dal 45 al 54, cupo, eccetera. In realtà c'era un'attività, insomma, si viveva, ecco, si rideva, si scherzava, ci si divertiva. Abbiamo visto prima una foto, credo che fosse via San Michele, quella... Sì, no, quella sì, è via Buonarroti in realtà. Ah, via Buonarroti. Io se potevo non dire il nome, invece mi sta bene anche. Voglio dire, e documenta anche questo, no? la mostra. Esatto, cioè, questo racconto lineare ci consente di raccontare questa alternanza tra gioie e dolori che caratterizza peraltro la vita di tutti noi e che i fotografi documentano. D'altro canto i fotografi hanno un ruolo molto importante in questo periodo perché la questione di Trieste è molto sentita a livello nazionale ed anche internazionale. E nei giornali la fotografia serve per comunicare più che in ogni altra epoca. Proprio in questo periodo nascono le fotocronache nei giornali italiani in particolare. Quindi le riviste come Tempo, come Epoca, catturano l'attenzione, soprattutto catturano l'attenzione di quei lettori deboli che fanno un po' fatica a leggere e che quindi attraverso le immagini assumono dei contenuti che altrimenti trascurerebbero. Ecco perché in mostra ci sono questi rotocalchi dalle copertine così, dai colori sgargianti, che servono proprio a catturare i lettori. E sicuramente il giornale di Trieste, pur in bianco e nero, ha il merito di riprendere la struttura della fotocronaca e di realizzare questi racconti lineari che, come diceva Vittorini, riprendono un po' il cinema immobile, cioè raccontano in una sequenza cinematografica la storia attraverso le fotografie. Abbiamo visto adesso, questo è l'avvocato Benussi, sì? c'era anche il presidente attuale della Fondazione Paniccia, la bambina che consegnava il mazzo di fiori a Nilla Pizzi, nella foto che abbiamo visto prima, era proprio Tiziana Benussi. Forse ho detto prima Cristina Benussi, Tiziana Benussi, l'avvocato Benussi. Queste sono anche... Probabilmente, se riesci a identificarle, dottoressa, cosa sono? Sempre vita quotidiana? Sì, quella foto era molto interessante perché era Alba de Cespedes con la moglie del sindaco Gianni Bartoli, Lina Fonda Bartoli, e lei si fa autografare una copia di Quaderno Proibito, un libro che era il best seller di quel periodo e peraltro la notazione curiosa, noi abbiamo acquisito l'archivio Bartoli e anche la sua biblioteca e possediamo proprio quella copia del volume autografata da Alba de Cespedes. Adesso è un'autrice che viene in qualche modo riscoperta, viene ripubblicata credo da Mondadori, se non mi sbaglio, ma potrei sbagliare, ed è anche giusto perché, voglio dire, è un'autrice molto
molto interessante. Sì, è un libro attualissimo, sì, tra a mio l'altro, avviso, tra l'altro. scritto veramente in modo egregio. E poi, peraltro, Alba de Cespedes in un'intervista ricorda questo viaggio a Trieste e ricorda l'entusiasmo delle triestine, perché lei scriveva anche per Epoca. Ed Epoca era quella volta un giornale molto seguito, sì. E addirittura dice che nelle conferenze le triestine la citavano a memoria. E poi credo anche, essendo i suoi personaggi femminili anche abbastanza intraprendenti o sì, comunque possiamo dire prefemministi, possiamo dire. Trieste, le donne triestine hanno questo, sì. diciamo così, questa nomea di essere particolarmente anche terribili. Qui invece... Sì, questo, che di Sabata, no? Allora, era Dan Dixon, il direttore di colore, con Giskin, un grande pianista, ed è bello quella stretta di mano, è molto interessante perché il pianista era stato un emblema della razza ariana per Hitler e stringe le mani invece al direttore di colore americano, che poi diventerà anche direttore dell'orchestra di Israele, insomma farà una carriera molto importante. E questa immagine qua, dottoressa, che cosa si riferisce? Ecco, qui abbiamo la motonave Castelverde, quindi ovviamente coloro che già le prime partenze verso l'Australia. E quindi tutti i fotografi accorrevano di solito a fotografare chi partiva, soprattutto perché le foto costituivano un surrogato visivo per chi restava e quindi era sicuramente un negozio sicuro, si era sicuri di poter vendere le fotografie di coloro che partivano. Allora, prima abbiamo visto anche, sì, ecco, questo che quella è una lambretta, no? Sì, per essere quella è una corretti, lambretta, non una vespa. Perché i nostri fotografi utilizzavano o la vespa o la lambretta, con la neve, con il freddo, con la bora, con qualsiasi tempo, il mezzo più utilizzato era solitamente la motocicletta. E Ugo Borsati, ad esempio, racconta che poi dota la sua Vespa, lui era un vespista, così anche De Rota, del sidecar, che serviva certamente per portare la moglie in giro durante ma anche le probabilmente per portare il flash, sì. che era molto pesante, pesava più di 7 kg e quindi era veramente faticoso reggerlo sul braccio. E poi c'è anche, non so se si è vista o se si vedrà, c'è anche una Topolino. Sì. Che avete introdotto allora, qui fermiamoci un attimo se possiamo, poi magari riprendiamo. Sì. Questa Topolino l'avete introdotta in maniera molto semplice. Sì, Noi pensavamo chissà cosa avranno aperto, invece semplicemente... Come tutti i visitatori è entrata dall'ingresso principale, quindi dalla salita, ed ha avuto quindi accesso nella sala lato mare della Sala Selva. Laddove invece, ecco, questa foto qua, questo è Rubinstein. Questo è Rubinstein che viene a Trieste. Poi abbiamo visto anche la Callas, perché era anche un luogo dove veniva gente importante, insomma. Anche. Assolutamente, Trieste dal punto di vista musicale era molto apprezzata e la cosa interessante, ho voluto inserire il ritratto di Rubinstein realizzato da Journal Photo quando arriva a Duino, in una versione più rilassata, se vogliamo, sì. E la versione invece di Rubinstein che sta per accedere e andare a fare il grande concerto. Era venuto invitato dalla Società dei Concerti. Questo invece è molto bello anche come effetto, no? Perché poi sì. Il nostro operatore ha fatto un po' un gioco di prestigio, ma è l'effetto che sembra proprio di vedere come se il museo si aprisse sulla piazza. Esatto, vogliamo creare questo legame con la piazza. L'allestimento è stato curato dallo studio Basic di Matteo Bartoli, che effettivamente ha trovato delle soluzioni molto interessanti, e quella è una foto comunque preziosissima realizzata da Adriano De Rota, perché riproduce in modo frontale la piazza ed è sicuramente la foto più bella che è presente. Questa è divertentissima, nel senso sì. che... Sono le suore, siamo in giugno e attraversano quindi la piazza, perché d'altro canto la vita religiosa era una componente molto essenziale, peraltro poi nel 1954 si ha l'anno mariano,
il primo anno mariano, e tant'è vero che in mostra sono presenti anche gli scatti dell'erezione della colonna dedicata alla Madonna nel settembre del 54 in piazza Garibaldi. Queste sono foto, mi corregga dottoressa, sono fatte da studi fotografici, cioè sono fatte da professionisti. Assolutamente sì. Tutte sono dunque gli studi fotografici, sono quello di Adriano De Rota e di Ugo Borsatti, entrambi acquistati dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Trieste e depositati presso la nostra fototeca. Per quanto riguarda Borsatti, quest'anno abbiamo acquisito l'ultima parte del suo archivio fotografico, ma anche di macchine e di documenti, come comune. E poi c'è l'archivio Journal Photo. A questi poi si debbono aggiungere l'archivio comunale, che è composto prevalentemente dagli scatti acquistati dal comune per documentare l'efficienza dell'ente locale, e quindi chiaramente qui il grande protagonista è il sindaco, nel nostro caso Gianni Bartoli. E poi c'è il fondo della famiglia Bartoli che ci è stato donato, da cui abbiamo anche tratto il volume di Alba de Cespedes, Quaderno proibito, ma questo non solo. desumo sia una festa di carnevale, penso. Sì, questa è vediamo Mascherini protagonista, è la festa non di carnevale, ma la festa clou dell'estate, svolta presso il locale Piccolo Mondo, una festa dedicata al Messico, perché se l'evento clou delle feste invernali era stata la cavalchina sì, a marzo al Teatro Verdi, dedicata al Moulin Rouge, d'estate invece Mascherini, è sempre lui il grande regista, realizza questa bellissima festa dal sapore messicano. Allora, volevo chiederle, dottoressa, esulando dalla mostra, perché logicamente poi lei ha sotto gli occhi costantemente immagini, eccetera. Per quanto riguarda appunto le immagini scattate dagli studi, insomma dai professionisti, trova un'evoluzione non tanto tecnica, perché quello è anche abbastanza ovvio, insomma, no? Ma non so, cambia il servizio che il professionista rende al committente o alla città, eccetera, cioè si può tracciare anche da questo punto di vista una storia dell'evoluzione della città? Sì. Non so se ho reso bene la domanda, nel senso... Sì, partirei innanzitutto nel dire che ogni studio fotografico è la cartina di tornasole dei propri interessi. Quindi anche per noi, anche nei momenti della ricerca ad esempio, se qualcuno mi chiede le fotografie del Teatro Verdi, io vado a colpo sicuro innanzitutto sull'archivio di Adriano De Rota, perché lui era il fotografo del Teatro Verdi. Non perché avesse avuto una nomina ufficiale, ma in virtù della sua competenza musicale, per cui tutti volevano essere fotografati da lui. Al contrario, la Triestina, ad esempio, è seguita da tutti gli studi, però talvolta è molto curioso, in mostra anche lo raccontiamo, come talvolta nello stesso giorno... Eccola la Topolino. Ecco, quella è la Topolino, che è stata inserita perché Ugo Borsatti il 26 ottobre è a bordo della Topolino che va a Duino. Ma per quanto riguarda invece la presenza degli scatti, volevo dire questo, cioè in mostra talvolta abbiamo riproposto due fotografie scattate nello stesso giorno, ma che sono di contenuto diverso e che rispecchiano gli interessi dei fotografi. Proprio è inevitabile perché poi che ci siano delle differenze. Cioè, quindi anche l'occhio del fotografo e la sua sensibilità lo porta a documentare degli eventi e a scartarne degli altri, come sempre la memoria è soggettiva. Ecco, qui poi adesso vi accenniamo soltanto perché questa è questione che è anche filosofica per certi aspetti, ed è quella secondo cui la fotografia, nessuna fotografia potrebbe essere, ogni fotografia è messa in scena. Lei lei che ci lavora insomma su questo, che opinione si è fatta di questa che è anche una
una querelle nel senso buono del termine, logicamente. Ma sì, sicuramente c'è del vero in questa affermazione, è difficile che non lo sia, però io punterei l'attenzione soprattutto sul fatto che la fotografia è polisemica e quindi quello che più riscontro, soprattutto nel confronto ad esempio della scelta delle fotografie nei quotidiani dell'epoca rispetto al servizio completo che io posso vedere, visto che lo conservo, riscontro che spesso non viene scelta la fotografia migliore, ma quella che più in qualche modo racconta quello specifico contenuto e talvolta il messaggio cambia a seconda dell'epoca storica e dell'occhio che lo guarda. Questo è, a mio avviso, un grande aspetto che contraddistingue la fotografia, che la rende così sempre attuale. Mi sono stupita, ad esempio, in mostra del fatto che non fosse stata scelta prima, già a quell'epoca, la fotografia di Novella Bessi, quella che è stata scelta come simbolo della mostra. Perché a mio avviso ricorda molto la fotografia di Patellani della Repubblica, che quando si ha la Repubblica italiana c'è questa fotografia con la ragazza giovane con il giornale, col giornale in cui si dice che l'Italia è una Repubblica. Ecco, quella fotografia di Novella Bessi a mio avviso è una metonimia personalizzata, raffigura Trieste in bilico tra est e ovest che abbraccia quindi con il tricolore l'Italia ed è stata una grande soddisfazione ritrovare anche la protagonista di questa foto scattata da Adriano De Rotta proprio il 26 ottobre del 1954. Allora, ci abbiamo verso la chiusura. Io magari le chiedo, non so se può venirmi incontro, forse voi l'avete, io non mi ricordo com'era via San Nicolò con le macchine, so che è una roba strana, forse voi, mi hanno detto era talmente brutta che nessuno la fotografava mai. Se riesce in qualche modo a farmi vedere, che è proprio veramente è una mia curiosità. E poi volevo chiederle invece, questa mostra so che poi in Sala Selva arriverà una mostra dedicata al compleanno del Museo Schmieder. Certo, al centenario del Museo Teatrale. Il prossimo impegno a livello di mostra della fototeca, se può dirlo, se c'è già, perché per l'amor di Dio poi io sono più scaramantico degli scaramantici, per cui se non vuole dirlo può anche non dirlo, ma se può, se magari ci accenna giusto dove andrete ad esercitarvi. Sono molto felice di questa domanda perché proprio oggi inauguriamo al Museo d'Arte Orientale una mostra all'interno del Festival Trieste Photo Days in cui la fotografia storica della fototeca comunica e si confronta con la fotografia di una fotografa contemporanea, Manza, e il tema trattato è Istanbul, quindi le fotografie di oggi a confronto con quelle di fine Ottocento. Questo sarà curioso anche perché, per esempio, io ero convintissimo che una foto abbastanza iconica della storia della fotografia, chissà perché ero convinto che si riferisse al periodo di Man Ray o comunque insomma del surrealismo eccetera, e ho scoperto invece che era una delle tante foto della contessa Castiglione che già verso la metà dell'Ottocento aveva compreso l'importanza della fotografia pari a quella del ritratto, nel caso suo ancora maggiore, e sono immagini di una modernità, di una, verrebbe da dire quasi di una contemporaneità, sotto certi aspetti, veramente incredibile. Beh, lei era una donna estremamente affascinante. Nel nostro caso comunque si tratta di carte de visite, di piccole fotografie come quelle ricordate, e il confronto è fatto tra i mestieri di ieri e i mestieri di oggi, quindi il macellaio di Istanbul di fine Ottocento con il macellaio di oggi o il pasticcere, quindi attraverso i mestieri. Quello che si evidenzia è che le fotografie antiche sono abbastanza anonime, non comunicano nulla, mentre la slovena Manza ha saputo entrare nel personaggio, cercare di descriverlo in tutti i suoi aspetti, renderlo con la sua identità.
Questa rimane fino? E questa sarà fino al 22 gennaio, quindi C'è tempo, molto insomma, c'è più tempo. per Dove vederla. invece vi ricordo che Vola Colomba, Lunario Triestino 1954, è visitabile in Sala Selva tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle 10 alle 17 fino all'8 di dicembre. Grazie alla dottoressa Claudia Colecchia, direttore responsabile della Biblioteca e della Fototeca dei Civici Musei di Storia d'Arte di Trieste. Buon lavoro. Grazie. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie, allora manderò questa foto di... Sì, guardi, perché